Speriamo che prevalga sempre il buon senso, perché alla fine è un po' quello che è successo alle ultime amministrative, quando anche in Veneto la Lega ha detto più o meno la stessa cosa dopo quello che era successo con l'amministrazione Bitonci, che era stata messa in minoranza e quindi che era caduta sotto i colpi, diciamo, delle dimissioni di Forza Italia. Risposta pacata ma confrecciata quella del segretario trevigiano della Lega al commissario regionale di Forza Italia. È di ieri la nota ai circoli dell'azzurro Adriano Paroli, che stoppa ogni accordo con il Carroccio se non prevede come candidato sindaco un forzista. Concetto che vale per tutto il Veneto, che avrebbe già fatto saltare il nome previsto per San Donà. A Vicenza e Treviso i giochi, o meglio i nomi, non sono ancora stati fatti e quindi c'è spazio di manovra per non scornarsi. Ma la Lega non dimentica, anzi rigira il coltello sulla piaga dei fatti padovani, quando furono proprio gli azzurri a far saltare il sindaco leghista Bitonci, col risultato che adesso sono tutti a casa, pardon, all'opposizione. Del resto i numeri danno ragione al Carroccio, in Veneto sono loro che contano, mentre Forza Italia continua ad arrancare nei consensi. Ecco perché a Treviso già si parla di tattica preelettorale, con il sostegno di Paroli al rappresentante di Forza Italia ai 300 e al momento nome che gira tra le segreterie come possibile antagonista Giovanni Manildo. Non è che per Treviso questo sia, diciamo, il preludio a un lancio di De Checchi? Ma io credo che certe scelte vadano fatte assieme. La Lega ha un peso tale per cui la scelta, insomma, deve passare anche attraverso di noi. Deve passare o deve essere vostra? Vedremo, vedremo.